La qualità della vita nelle province italiane premia la montagna, saldamente in testa Trento e Bolzano, sfiora il podio Belluno. Prima provincia in Veneto, secondo la classifica del Sole 24 ore, in quarta posizione e stacca e di molto le altre. Treviso è 26esima, perde 4 posizioni. Verona in 32esima posizione, era 14esima. Padova in 36esima posizione, ne guadagna 4. Segue Vicenza. Venezia è in 51esima posizione, ha perso 20 posizioni, è la peggior performance in Veneto e Rovigo, fanalino di coda, in 64esima posizione. Belluno è prima in classifica per servizi, ambiente e sicurezza. Molto bene come sempre il nostro ambiente, che è una risorsa evidentemente estremamente importante, molto bene la sicurezza, siamo ai primi posti in Italia in quanto a sicurezza, nonostante ci sia spesso da noi anche una percezione di minor sicurezza, però manteniamo comunque livelli sicuramente d'avanguardia. Il commento del presidente di Confindustria Gian Domenico Cappellaro: alla soddisfazione per l'ottimo quarto posto si aggiungono il rammarico e la preoccupazione per i risultati registrati in alcune misurazioni economiche che confermano ancora una volta i problemi e le criticità del nostro territorio. Il bellunese è in grave difficoltà per le infrastrutture, 99esima posizione, e per le connessioni veloci, 102esima posizione in una classifica che si ferma a 107. Abbiamo vaste zone della nostra terra che non sono coperte dalla banda larga e questo credo che sia veramente un fatto scandaloso. Un territorio complesso come quello montano avrebbe bisogno di più strade virtuali, è una necessità sempre più sentita. Lo Stato va verso una direzione giusta, che è quella di dematerializzare, non so come dire, tutti i servizi, cioè renderli non solo fruibili ma anche forse obbligatori via internet. Questo è un dato sicuramente positivo. Certo, si dovrebbe anche porre il problema forse che è necessario che la gente però possa accedere a internet per poter usufruire dei servizi.